Siamo con Alessandro Secchi, capitano dell'Ossese, che è uscita sconfitta oggi qui a Usini 2-1 dopo lo 0-0 dell'andata, è uscita dalla Coppa Italia, però insomma non mancano gli impianti. Assolutamente sì, purtroppo è andata come è andata la parità, troppi espulsi, un sacco di tempo perso, abbiamo giocato pochissimo al secondo tempo, però sono contento per la mia squadra perché abbiamo dato tutto, anche in 10, non abbiamo mai mollato. Ecco, tornare in promozione, essere capitano della squadra Usini, insomma una grande soddisfazione, motivo di orgoglio e di responsabilità. Assolutamente sì, Come era lo un mio vivi? piccolo sogno, no, benissimo, sono tanto contento di fare il capitano qua a Usini e bene, speriamo di far bene quest'anno. Dove potete arrivare? Mister Secchi ha parlato di prima fascia, tu dove ti vedi rispetto alle altre? Possiamo starci, possiamo stare tra le prime quattro. Ecco, poi insomma gli arrivi giocatori come Coco sono giocatori di esperienza che vi fanno crescere sicuramente. Assolutamente sì, li conosco già un po' di anni e diciamo che sono giocatori che in questa categoria non ci fanno nulla, come Antonio, come Gianni e come tanti altri che ci sono in squadra. Assolutamente contentissimo di loro e di giocare con loro anche quest'anno. In che cosa dovete migliorare secondo te? Al di là delle espulsioni? Dove dobbiamo migliorare? Sì. Ancora un po' presto per dirlo, io la verità, l'atteggiamento alla partita un pochettino. Siamo entrati un po' così, però ci siamo ripresi bene la verità. Paradossalmente avete giocato meglio con l'uomo in meno che all'inizio. Esatto, quella è un po' la concentrazione, la voglia di dare. Alessandro, per chiudere mando un messaggio ai tifosi dell'Ossese che sono venuti oggi a sostenervi, a fare il tifo. Niente, sono grandissimi, l'anno scorso ci siamo divertiti un sacco, oltretutto sono grandissimi amici nostri da una vita, spero che continueranno a venire sempre, ci hanno una grossa mano. Grazie Alessandro, complimenti a te e all'Ossese per come ha giocato oggi, in bocca al lupo per il campionato. Grazie, crepi.